Siamo con Roberto Fasoli, consigliere della Regione Veneto del Partito Democratico. Lei prima nel suo intervento ha detto è necessario per forza andare a comprare le mutande di domenica, è una provocazione. No, è un dato di realtà, ci sono dei lavori che per forza di cose devono funzionare 365 giorni all'anno, l'infermiere, il pompiere, sono cose ovviamente che non possono avere sosta. Altre attività possono essere esercitate in modo diverso, gli stessi uffici comunali, gli asili, le scuole sono chiuse la domenica, allora i servizi commerciali possono essere regolamentati, non deregolamentati, non c'è nessun bisogno di avere aperto giorno e notte 365 giorni, perché con un po' di programmazione parliamo di beni che possono essere recuperati, facevo l'esempio delle mutande per far sorridere, anche in altri giorni della settimana, quindi c'è una battaglia culturale da fare, non è vero che maggiori aperture producano maggior reddito, maggior occupazione, sono tutti dati che sono stati contestati dalla realtà, non è vero che è l'Europa che ce lo chiede, perché in Europa le cose sono regolamentate diversamente, quindi si può avere un atteggiamento serio e costruttivo attorno a questi temi senza rendere difficoltosa la vita dei piccoli esercenti e in particolare dei lavoratori che non avrebbero mai un momento per stare con la propria famiglia e divertirsi nel giorno tradizionalmente fino ad oggi dedicato al riposo. Qual è l'appello da fare a chi viene fatto? L'appello da fare è perché la politica non si illuda di avere scorciatoie, nel momento in cui c'è una grande crisi economica non è aumentando gli orari di apertura che tu aumenti il consumo, se non metti i soldi nelle tasche delle persone puoi aprire anche 36 ore al giorno invece di 24 ma i consumi non aumentano. Poi io penso che bisogna riconsiderare l'idea di una società in cui il consumo deve tornare ad essere qualcosa di più equilibrato, perché l'uomo non è solo consumatore, ha bisogno di consumare ma non è che vive per consumare. Quindi anche gli stessi esercenti devono proporre sempre di più prodotti di carattere qualitativo e la vita sociale deve tornare ad avere un punto preponderante, principale, prioritario rispetto alle attività economiche e alle attività produttive che pur essendo importanti non possono essere il centro della vita di una persona.